Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su Rapala Pro Bass Fishing. Allora ragazzi, abbiamo fatto la prima fase del torneo principiante, siamo a 10 punticini contro i 9 di Savage, gli 8 di Huntley e via tutti gli altri. E uno si chiama Mark Fisher, quindi teoricamente dovrebbe essere il più forte. Allora, ascolta ragazzi, qua adesso dobbiamo fare... ok, trionfo del Lucio Perca, lago Minnetonka. Ok, allora ti limite a 17 minuti, dimensione minima 38 cm, peso delle 5 prede migliori. Ok, abbiamo vinto la prima giornata, diciamo, della fase 1. Adesso vediamo di fare merdone anche in questa. Ragazzi, qualcuno mi ha chiesto il perché ho fatto pesca e non la caccia. Allora, intanto perché volevo fare anche un po' di pesca, e poi perché chiaramente The Hunter devo comprare sempre gli abbonamenti, e visto che in questo periodo non ho molta voglia di giocare, andare a spendere 20 euro per 3 mesi e giocare poco, sinceramente non è il caso. Comunque non preoccupatevi ragazzi, che prima o poi ritornerà anche The Hunter, insomma, cioè, solo che lo sapete, vado anche molto a giornate, nel senso a periodi. Adesso il periodo più pesca, più sci, più basket, robe così. Dopo viene il periodo Formula 1, tutto quanto. Insomma, devo giocare a quello che ho voglia, se no dopo rischio di fare cazzate. Già faccio 1 miliardo di cazzate comendiane. Se gioco anche a giochi e non ho voglia, ciao. I nostri pescatori. È ora di dare il benvenuto ai nuovi arrivati del Rapala Tournament. Bene, vedremo a chi di loro il santo dei pescatori darà una mano oggi. Giusto, Barry? Aspetta che abbasso un attimo. Ehi, ottimo punto, vero Mark? Già, preso al primo colpo. Beato te. Vai. Forza, gettate quell'amo. Allora, Lucio Perca, il Perca. Non c'è un cazzo di nessuno. Ehi, davvero un bel recupero. Torniamo in barchino. Vai di barchino. Indizi come pesci che saltano potrebbero indicare i punti di pesca dove trovare la tua preda. Allora vediamo un attimo. Dai, come vai col barchino veneziano? Proviamo di qua. Bel tiro di merda. Ok. Il lago Minnetonka è un lago di forma irregolare con più di 200 km di Bella. Questo specchio d'acqua del Minnesota Lucio è Perca, molto fioi, popolare tra 1 gli chilo amanti delle e 16. imbarcazioni e tra i pescatori. Persici, bluegill, pesciluna e persici trota sono solo alcune delle specie che abitano qui. Si trovano anche lucci, lucio perca e storioni, oltre a una bestia leggendaria lunga più di 3 metri, chiamata Lu. Stai zitta. Mamma mia, questo è pesante. Cazzo, 1 chilo, però rompi i coglioni, Pesce sfinito, anch'io sono sfinito, però dai, cazzo, dai. Dai che è nostro, dai che è nostro, dai che no. Qua ce ne sono comunque. Riavvolgi solo quando è al centro dello schermo. Bravissimo Come, dai. Ha sbloccato un nuovo oggetto. Papà, piccolino, però va bene. Ah, complimenti! Metti nella vasca. Ok, 49 cm. Il comandone balza il comando. Il comandone domina, Ercume domina. Andiamo a pescar. Comunque, visto che tanti, insomma, hanno commentato positivamente questa serie. Cattura scarsa. Come scarsa? Ah, perché forse l'ho preso sul labbro. Cazzo. Questo è anche buono, porca puttana. Non deve scappare sta merda umana, dai. Sto Lucio
Lucio Perca. Sono cattivi, cazzo. Beh, c'ho predatori, sono. Pesce sfinito, dai. Ci siamo. Riavvolgi solamente grande al centro dello schermo. Perfetto. Complimenti. Siamo in fuga, ragazzi, siamo in fuga. Allora, vediamo se c'è qualcosa qua. Qua sta un bel posto, cazzo. Eccolo qua. Puttana merda, grandissimo, ragazzi, abbiamo beccato il posto giusto. L'importante è che l'amo sia ben conficcato nella bocca del pesce. La stabilità dell'amo decresce quando il pesce si sposta ai lati dello schermo. Quando la stabilità viene meno, il pesce scappa. Dai, davvero? Non me ne ero accorto, merda umana. Combattono di più rispetto... Dai, come. Portacelo a casa. Portacelo a casa. Ma sei distrutto. Sei distrutto, cazzo. Vicinissimo. Opete. Ragazzi, stiamo dominando. D'altronde, insomma, che la fase principiante, quindi è chiaro che è un po' più semplice. Sinistra. 3 kg e 8, cazzo, questo dovevamo prenderlo. Dovevamo prendere questo. Mamma mia, ho trovato un banco, un banco di Lucio Perca, dai. E vai. Camignotta. Veramente ho beccato un banco obeso, mamma. L'attacco. Tutto l'attacco, cazzo! Pronto a contrattaccare. Magnifico! Porca puttana! È vicino alla barca. Continua. Grande come. Grande come. Complimenti. Diplomato. Sto dominando, cazzo, sto dominando la scena. Non ci credo. Tiro di merda. Qua è pieno, cazzo. Se ne arriva un altro, me lo sento, un altro stronzoide. Eccolo qua, no! Porca Ma guarda sì. come va la quell'esca. Oh, ce l'aveva, non possiamo perdere sta merdetta, sta merdaccia umana, dai. Non vedo l'ora di arrivare ai tornei più prestigiosi con pesci incredibili di difficoltà immensa. Cioè, spero quantomeno, perché... Chiaramente che sono pesci piccoli. Ormai non ha più scampo. Non hai scampo, amore mio. Dai, cazzo, che c'è la scorreggetta umana. Whoopity! Siamo a 10 kg contro i 6 di Mark Fisher. Beh, Fisher, ragazzi. Lancio perfetto, bonus attrazione. Voglio il bestione, non c'è un big one, cazzo. Sinistra. 7 kg! Cazzo, calma. Questo è bello. Tirala. Questo è bello. Questo è Al bello. centro, riavvolgi. Questo è bello, cazzo. Lo vedo che è bello, 7 kg. Però voglio togliere queste robe qua. Forse posso togliere gli aiuti. Così diventa più difficile. Puttana, questa è una bestia. La barra di attacco è piena. Devi contrattaccare correttamente. Merda. Mamma mia, che culo. Che culo di merda. Dai, prendilo, dai, prendilo. È stanco, cazzo, è stanco, è stanco. È stanco, Lucio Perca. È proprio sul labbro, porca puttana. Dai, distanza 5 metri, 4 metri, 3 metri.
Grandissimo comandone, questo è bello. Questo potrebbe battere tutti i record. Vai! The best cuba in the world. Pesce record, che sporo, 91 centimetri. Stiamo leggendo... No. Ancora. Lancio perfetto. Stiamo letteralmente dominando la scena. Era proprio pieno a questo punto. Qua ho avuto una bava incredibile. Il lago Minnetonka è un lago di forma irregolare con più di 200 km di coste. Il Minnetonka. Questo specchio d'acqua del Minnesota è molto popolare tra gli amanti delle imbarcazioni e tra i pescatori. Questo è Persici, bello, cazzo. bluegill, pesciluna e persici trota sono solo alcune delle specie che abitano qui. Si trovano anche lucci, luccioperca e storioni, oltre a una bestia leggendaria lunga più di 3 metri chiamata Lu. Io voglio il Lu, cazzo. E sicuramente non lo puoi prendere adesso che siamo a livello principiante. Ma io voglio la bestia leggendaria, fioi. Vai, cazzo. Eccolo qua. No! Che fail! Grande. Dai, un altro pesciolino. Dai, un altro chiletto di pesce. Riavvolgi solo quando è al centro. Lo so, zoccolone. Dai, cazzo, il veneziano pescatore non può fallire. Oh, Kumado. È vicino alla barca. Continua. Sì, lo so che è vicino. È nostro, è nostro, è nostro. Eccolo qua, arriva in barca. Complimenti. Fioi, 17 kg a 6, siamo in fuga, incredibile. No, sti tiri da merda. Ancora. Troppo perfetto, che sto dominando. Quello è grosso forse, quello è bello grosso. Perché se n'è andato, merda umana. Ma 4 kg, meno dell'altra. Meno dei 7 kg, però comunque è un bello anche questo, cazzo. Dai che andiamo a dominare questa giornata di pesca. Grande cume. Mancano 6 minuti. E quello è bello grosso, quello là, ragazzi, qua è veramente pieno. Attacco pronto. Sei fantastico! Il tuo cazzo è fantastico, dai, come? Sei quasi. Perfettus, altra bestiolina del nostro carniere. Perfetto. Noi stiamo qua. No. Madonna, quando faccio sti tiri mi viene da vomitare. Vaffanculo! 20 kg comunque. 20 kg a 7, ragazzi. Dominio totales. Dave Lefebvre proviene da Union City, Pennsylvania. Che bello. Ed è passato al professionismo solo nel 2003. In momenti di difficoltà impiega l'esca Rapala DT, poiché copre molta acqua in poco tempo. Che bello. Questo telecronista me lo godo, ragazzi. Certo che fare le telecronache di una gara di pesca deve essere una cosa emozionante. Guarda quello che ho. Quello è grosso, eh. Questo qua è grosso, cazzo. Forza, scaldate i motori! Scaldate i motori! Credo che solo io posso fare giochi di pesca, ragazzi. Cioè, veramente. Mamma mia. Quello là era bello grosso, porca puttana. Che dove cazzo è? Tira. Stanno 5, 2 kg. 2 kg, anche questo me lo porto a casa, anche se ormai
Non so qual è il pesce più scarso dei 5. Quello, ecco, quello là, cazzo. Quello è un mostro. Dobbiamo prendere quello, porca mignottona. Ci siamo. Riavvolgi solamente quando è al centro dello schermo. Sì, no, beh, i consigli bastano, li voglio più perché mi fanno innervosire, cazzo. Op, bravo Kuma. Che combattimento, Mark! Adorabile. Lancio dell'amo e recupero della preda in modo encomiabile. Grazie, caro. I tiri di merda, però... Vai. Ehi, non avresti potuto fare di meglio. Dov'è il big one? Quello è un big one, lo so, cazzo. Su. 4 chiletti, anche questo me lo voglio portare a casa. Bravo, come dai, 3 minuti e 49, ce lo portiamo a casa. Però non voglio assolutamente, non voglio più gli aiuti, il tutorial, ste cazzate qua, devo farcela da solo, cazzo. Così è anche più bello e più attacco emozionante. Eccellente. Così ci divertiamo anche di più, cazzo. Ormai non ha più scampo. Non hai più scampo, la 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 la. E arriva anche questo. Complimenti. Buono. Perfetto. Qua veramente... Cioè, è strapieno, cazzo. Tutti qua sono. Tutti per il cumendone. Tutti per il cume. Tutti per il cume. Però il big one, quello grosso, quello là secondo me... Mi piace il pescatore in cima alla classifica. L'evento non è ancora concluso. Grazie, caro. Tutto può succedere. Però ho detto che è attratto dal pescatore in cima alla classifica e sono io, quindi grazie, caro. Però non sei Tori, io amo solo Tori. Ok. Siamo alla fine dei preliminari. Ehi, no. Andiamo ancora avanti con i preliminari. Tori sta proprio andando alla grande di preliminari, dai Tori. Attention. $23 kg ho portato a casa comunque, ragazzi. C'è veramente un comendone spettacolare, ragazzi. Vedi, il mio habitat naturale, la pesca, c'è poco da fare. Sono un pescatore veneziano. Allora, Il lago Minnetonka è un lago di forma irregolare con più di 200 km. dai, non me l'avevi detto prima. Questo specchio d'acqua del Minnesota Che è molto fuori popolare tra gli amanti delle imbarcazioni e tra i pescatori. Persici, bluegill, pesciluna e persici trota sono solo alcune delle specie che abitano qui. Si trovano anche lucci, lucioperca e storioni, oltre a una bestia leggendaria lunga più di 3 metri chiamata Lu. Cazzo, il Lu lo voglio. E niente, il big one non c'è più, non lo vedo più, porca puttana. Là c'è il banco. Un minuto, ragazzi, 1 minute. Il lago Minnetonka è un lago di forma irregolare con più di 200 km no, di per coste. telecronista, ragazzi, Questo si droga, specchio d'acqua del Minnesota è molto popolare tra gli amanti delle imbarcazioni e tra i pescatori. Dai. Persici, bluegill, pesciluna non me l'hai e detto prima, vecchio. Sono solo alcune delle specie che abitano qui. Si trovano anche lucci, lucioperca e storioni. Cattura scarsa. Oltre a una bestia leggendaria lunga più di 3 metri chiamata Lu. Però Lu non lo vedo, sto stronzo di Lu. Dai che ormai è finita, portiamo a casa questo e andiamo alla pesatura. Dai. Guardatelo a sinistra, il mio occhio. Usa l'attacco.
Devi fare il movimento corretto o perderai. Ma stai zitto, porta scarone di merda. 6, 5, 4, 2, 1. Finito. È quasi in barca. Riavvolgi solo quando è al centro dello schermo. Ok. Ah, complimenti! E andiamo Complimenti. a portare i pesciolini. Niente fortuna finora. Ma un'unica preda potrebbe cambiare le cose. Ma stai zitto. La fortuna è in vacanza. Siamo arrivati. Beh ragazzi, un dominio. È una giornata di pesca di cui andare Sì. certamente fieri. Sì. Signore, primo posto assicurato e confermato. Wow! Dominio puro ragazzi per il talentissimo veneziano, ragazzi. El Pescatores. E vai di coppa 23 kg a 9 ragazzi, cioè. Ok. Allora ragazzi, ok, primo posto. Allora, per il prossimo video caccia al creepy nero, andiamo senza tutorial, senza stronzate qua, perché comunque abbiamo visto insomma che il gioco così è abbastanza semplice, o quantomeno il comandone veneziano è un pro, cioè veramente abbiamo trovato un gioco dove sono pro, forse però. E niente ragazzi, se volete vado avanti e ci speriamo tutti i tornei, insomma, perché fra un po' ci saranno comunque i tornei quelli più belli, con pesci belli grossi e chiaramente più difficili. Ok raga, un saluto dal comandone veneziano. PS, se in questo periodo sto anche, come si dice, registrando giochi particolari, proprio perché c'è ancora il problema c'è il problema di copyright, che per esempio WWE non lo posso più fare, GTA non lo posso più fare, NBA mi hanno segnalato un video per una scena di intermezzo nella modalità carriera, cioè pensate un po'. Quindi sono un po' in difficoltà e quindi mi devo inventare anche giochi un po' diversi, un po' di nicchia. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.